Siamo sempre in diretta negli studi di Sport Italia perché prosegue il nostro speciale solo calcio dedicato alla 17ª giornata. Risponde sempre presente Valentina Ballarini, presente. Presente Michele Criscitiello. E soprattutto in questo lunedì, quello che è successo ieri, poveri allenatori. Altro che sabato, e poveri alcuni. Poveri alcuni, per fortuna sì. di altri. Abbiamo Franco Colombo. Però portiamo fortuna. Noi sempre. Speciale mercato. Sempre. Per il Brescia di Davide Possanzini, il risultato migliore del Tardini dovrebbe essere un X. Sempre. Sempre un pareggio. Perfetto. Per parlarci appunto degli ultimi colpi del Brescia, per parlarci soprattutto del caso legato alla squalifica, al capitano bresciano Davide Possanzini, lasciamo l'Italia per aprire l'ampia pagina dedicata ai principali campionati esteri, partendo da quanto accaduto nei due anticipi della 21ª giornata. Alla prima occasione che capitiamo al nord vengo molto volentieri. È invitato ufficialmente, a noi farebbe piacere. Grazie mille Antonio Conte. Va bene, grazie a tutti voi, arrivederci e buonasera. Arrivederci. Capirebbe la sciocchezza che ha fatto. Sono d'accordo, io volevo parlare però Alfredo con te di un altro giocatore che tu hai citato prima, che sta entrando in grande forma, poi finalmente abbiamo un giocatore che esulta contro la sua ex squadra quando segna. Parlo di Daniele Vantaggiato. Il sogno di Daniele Vantaggiato, giocare a? Milan. San Siro. Beh, sicuramente. Con la maglia del Milan. Lo spero. Ciao Daniele, ringraziamo ancora il bomber Daniele Vantaggiato, adesso la linea va alla nostra Daniela Setti, Sport Italia News, tutte le novità, tutti i gol dei due anticipi di Serie A.